Il problema siamo sempre noi, cioè, oggi fa una richiesta assolutamente legittima, così come la fa Fratelli d'Italia. Perché Fratelli d'Italia non dovrebbe pretendere la presidenza della Regione Veneto con i numeri che hanno? Per quale motivo? Loro fanno bene a fare il loro, è la Lega che deve fare la Lega, la Liga deve fare la Liga, punto. È diretto Roberto Marcato, il bulldog della politica veneta. L'attacco è interno alla Liga. Torniamo all'antico, dice l'assessore, rimettendo in asse l'identità del partito. Io mi sono sgolato per mesi, un po' una voce nel deserto, parlando della questione settentrionale, parlando del fatto che la Liga Veneta aveva bisogno di ritrovare, così come la Lega, una forte identità. Così come sul tema del dopo Zaia ho sempre sostenuto che dopo Zaia ci deve essere ancora un leghista o una leghista. Adesso questo è diventato patrimonio comune, quindi finalmente c'è questo scatto di reni che consente di parlare di cose che servono al territorio ma anche al nostro partito. Cioè eravamo stati un po' troppo leggeri anche sull'autonomia, poi ci siamo risvegliati. Ci sono temi identitari che non possiamo abbandonare e la Liga Veneta non è come tutte le altre leghe, è un'altra cosa. La Lega Nord è nata qua, ricordiamolo, poi Bossi ha avuto l'intuizione di fondarla, di farla, ma è nata qua. Le spinte autonomiste, a volte anche secessioniste e indipendentiste, sono tipicamente venete. Di batoste elettorali ne ha prese troppe la Lega, non più Nord, sostiene l'assessore veneto. È il momento dell'autocritica e del cambiamento. Abbiamo perso Vicenza, perso Verona, perso Padova, perso le politiche, perso le europee. Siamo in evidente anche asfissia di consenso. Ci vogliamo chiedere per quale motivo o facciamo finta di nulla? È questo che va fatto. Bisogna fare questo, avere il coraggio di guardare violentamente e fare un'analisi violenta a che cosa è successo, per poi riprendere il cammino. La definizione di follia è quella di pensare che facendo la stessa cosa cambi il risultato. No. Non funziona.